Ci è giunta la notizia che il governo avrebbe impugnato la legge regionale che è stata recentemente approvata dal Consiglio regionale del Veneto per prorogare le centraline in scadenza in quanto non esiste ancora la modalità per poter fare le gare per le nuove concessioni. È una modalità che dovrebbe essere definita dallo Stato, su cui non possono intervenire le regioni, e quindi in attesa che lo Stato definisse la procedura, la modalità di assegnazione delle nuove concessioni, il Consiglio regionale ha approvato una legge per prorogare le concessioni in essere. Il tema è sentito e tirato in ballo più sempre che spesso. Si parla della redditività derivante dallo sfruttamento dell'acqua, di centraline che producono energia elettrica e che appartengono a volte ai privati e più spesso, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, ai comuni. La situazione si complica e non è facile vedere la luce alla fine del tunnel. Oggi apprendiamo che c'è questa impugnativa, vedremo cosa dirà la Corte Costituzionale, però rimane il fatto che le concessioni nel momento in cui sono scadute, se non esiste una procedura per poterle riassegnare e non è possibile neanche prorogare, mi domando come possa essere coperto questo vulnus legislativo o normativo che mette in seria difficoltà tutti i proprietari delle centraline, a iniziare dai comuni che sono proprietari di queste centraline, che chiudono i bilanci grazie alle entrate che derivano dalle centrali stesse.